E ora è giunto il momento di accendere il microfono di Massimiliano Misdaris. Tu la bicicletta pedala più in fretta. Benvenuto nel podcast a Massimiliano Misdaris, anima della maglia nera. Allora Max, come sempre ci sentiamo ogni tanto, grazie intanto per il tempo che ci dedichi. Ci sentiamo ogni tanto anche perché siete sempre forieri di grandi iniziative. Ce n'è una nel fine settimana che merita di essere raccontata. Dici tutto. Allora, intanto ciao Francesco, grazie a te della possibilità di diffondere il nostro messaggio. Il verbo. Sì, come hai detto tu, nel fine settimana, ovvero sabato 13, abbiamo in programma un'attività che è diventata ormai una costante dei nostri appuntamenti, una costante della Bernardia Trail Area, ed è il Take Care of Your Trail invernale. Come sai, noi siamo sostenitori di IMBA, dell'International Mountain Bicycling Association, che nella sua declinazione europea organizza ogni anno l'appuntamento a maggio di solito del Take Care of Your Trail, ovvero la giornata di pulizia dei sentieri, sì, per sensibilizzare le persone alla sostenibilità sentieristica, all'utilizzo della mountain bike secondo una certa filosofia. Noi, oltre a partecipare a quella versione diciamo primaverile, qualche anno fa ci siamo inventati la versione invernale, che ci consente ci permette di andare a pulire i sentieri di quella parte della Bernardia Trail Area più a ridosso del paese di Nimis, che si chiama, prende il nome di Lugnesie. Sì. Sono i 3 sentieri, Lugnesie Lunga, Madracche e Neumatarus, che sono diventati ormai iconici e sono teatro di allenamenti di parecchi mountain biker e anche gravelisti friulani, anche di squadre tipo, adesso mi viene in mente qualcuno di loro passa spesso al Sportway Cycling o anche Jam Bike, passavano di qua ad allenarsi, no, con i loro ragazzi. Ultimamente abbiamo avuto, che ci ha fatto estremamente piacere, 2 presenze internazionali che sono state la rappresentativa carinziana Juniores di mountain bike e anche la nazionale Juniores Under 23 austriaca, che sono venuti apposta a fare 5 giorni di training camp ad ottobre per visitare i nostri sentieri. Quella è stata una chicca, è stata una presenza indubbiamente importante. Spettacolare, anche perché voglio dire, si riesce a fare, se vogliamo, promozione del territorio, anche se non soprattutto in questo modo, no? Assolutamente. Noi quello che facciamo lo facciamo oltre che per il piacere di andare in mountain bike, anche per il piacere di promuovere il territorio. In questo siamo in contatto anche con le realtà regionali tipo Promoturismo, che ci dà un aiuto nel realizzare questa promozione, tant'è che qualche mese fa Promoturismo ha proprio mandato un loro influencer a realizzare, Niccolò Blasi, a realizzare un video che poi è andato in onda sui loro canali, facendo un sacco di visualizzazioni, proprio su uno dei sentieri della Bernardia Trail Area. Nello specifico abbiamo girato questo reel su Brisicul, che è uno dei 12 sentieri della Bernardia Trail Area. Quindi diciamo che la promozione, oltre alla mountain bike in sé per sé, è anche la promozione del territorio, è una delle nostre missioni, no? Una delle nostre dei nostri punti di ricerca. Le vostre prerogative. Io non vorrei passare per un vecchio trombone di quelli che dicono ai miei tempi, no? Però sono sempre abbastanza scettico quando arrivano questi influencer che fanno promozione. Però bisogna dare atto che questa vostra iniziativa assieme a Promoturismo in effetti, ci racconti, ha portato oltre alla promozione, ha portato squadre austriache, squadre straniere, quindi vuol dire che è risultata efficace, questo possiamo dirlo, no? Sì. Devo dire che risulta efficace perché dipende sempre da dove parte, nel senso che se parte dall'associazione che chiama l'influencer, allora sì, ti do ragione, magari è un po' fine a se stesso, ma se è l'ente devoluto alla promozione, che quindi in questo caso Promoturismo, che manda perché si accorge della questione, che si accorge della potenzialità, allora forse
forse qualcosina vuol dire che si sta iniziando a muovere. Ti dico anche che teoricamente dovrebbe apparire ad aprile, nel numero di aprile, di Lines Mag, che è un giornale, forse il più bel giornale che io abbia mai visto, perché è una rivista cartacea che esce in 4 numeri, austriaca, di Graz, viene pubblicata a Graz, ed è una rivista che si pubblicizza, si promuove come quasi 1 chilo di rivista. Questo per dire che la qualità della rivista, la qualità proprio materiale della carta che viene utilizzata, la fa diventare una cosa così così particolare, così bella, che avere delle foto lì sopra diventa una cosa importante. A settembre è venuto uno dei fotografi di Lines a fare degli scatti in Friuli, e fra gli spot che ha scelto per fare questa cosa c'era anche la Bernardia Trailare. Spettacolo. Aspettiamo aprile di vedere queste foto. Vabbè, poi ad aprile certamente ne riparleremo, Max. Tornando a domenica, sabato, questo fine settimana, quante persone sono coinvolte e come si svolge proprio la logistica della giornata? Allora, guarda, sicuramente i volontari di Maglia Nera ci sono tutti, ovvero quella parte dell'associazione che si occupa 365 giorni all'anno della manutenzione della trail area, quindi noi 9 membri del volontari dell'associazione ci siamo tutti quanti sicuramente. In più sicuramente ci sarà una buona parte dei soci, e più l'invito è aperto a tutti quelli che hanno piacere a prendersi un attimo di pausa dai pedali per prendere in mano il rastrello, le cesoie, il seghetto, insomma, per dare una pulita a quei sentieri, a quel luogo che sicuramente frequentano almeno qualche volta all'anno in bicicletta, perché il senso è quello. Non serve essere ogni giorno sul sentiero, però magari aiutare, dare una mano, tenere pulito un po' il proprio orticello, no? L'home trail, il sentiero dietro casa, una volta all'anno, 2 volte all'anno, sicuramente te lo fa vivere poi in una maniera differente, perché poi la cosa bella è quella che vai a girare in bicicletta ad allenarti o solo a divertirti anche in un posto di cui tu ti sei preso cura. Esatto. E quello è secondo me un plus dell'esperienza che puoi avere in mountain bike. Che è una cosa, siccome molti considerano la Bernardia, giustamente, anche una sorta di posto di casa dove ci si può andare, ci si allena, si gode del territorio, è come imbiancare casa ogni tanto, bisogna farlo. Esatto. Difatti questa cosa qua noi proprio la chiamiamo, quando noi parliamo, almeno io parlo della Bernardia Trailare, la indico sempre, spesso e volentieri, come la prosecuzione dell'Interland udinese, no? È la prima Bernardia geograficamente, orograficamente, è il primo rilievo della pedemontana, quello che chiunque apra la finestra di casa a Udine vede. Quindi lo considero un posto dove andare a fare sport outdoor anche per gli udinesi, cioè a maggior ragione, cioè è il loro deve essere una loro appendice, capito? Sì. Quindi per me è chiarissimo e confido che lo sia per il maggior numero possibile di persone, non solo bikers, ma anche podisti. Ricordiamo che si può anche camminare sui sentieri. Anzi, assolutamente. Forse per i podisti ci sono anche degli angoli particolari che magari i bikers non riescono a vedere, non ne possono godere la bellezza. Max, ultime 2, la prima riguarda un po' in generale la Maglia Nera e quindi i tuoi sodali, la tua associazione. Abbiamo detto siete in 9, si può avvicinarsi anche magari come associati all'associazione, o se sì, certo, cosa si deve fare? Assolutamente. L'associazione è aperta a tutti quanti, a chiunque voglia farne parte, a chiunque voglia aderirne, basta contattarci tramite i nostri social, tramite il nostro sito web, che è molto semplice da trovare perché è www.maglianera.org, quindi è molto semplice trovarci. Anche su Facebook, su Instagram è estremamente
chiaro e limpido raggiungerci, quindi nessun problema se qualcuno si vuole iscrivere, anzi ben venga, perché c'è sempre bisogno di un aiuto, perché sì, è vero che noi 9 dedichiamo quasi ogni fine settimana alla manutenzione della trailer, però spesso e volentieri, anzi sempre, apriamo l'invito non solo in questi weekend come i Day Care of Your Trail, ma in qualsiasi weekend noi apriamo le porte e chiediamo se qualcuno vuole venire a darci una mano. Benissimo, ben venga, anzi è il benvenuto. Siamo contenti di passare una mezza giornata insieme a qualcuno di nuovo che si avvicina al mondo del trail building, perché è importante questa cosa. E volevo ricordare anche che noi facciamo parte di INBA Italia e spesso di queste cose ne parliamo anche nei convegni nazionali annuali, tipo l'ultimo che abbiamo fatto a Pinerolo a fine ottobre. Spesso si parla anche appunto di quello che viene definito l'advocacy, ovvero il diffondere il verbo, chiamiamolo così, di queste realtà, no? Che si dedicano alla manutenzione della sentieristica. Certo. E speriamo ovviamente che più di qualcuno si avvicini. L'ultima che ti faccio, Max, è un po' più a lungo raggio, perché nel 2026 sappiamo che anche la zona della Bernardia, comunque il Tarcentino, insomma quella zona sarà toccata dal Giro d'Italia, perché dei professionisti di strada, perché ci sarà la tappa Gemona del Friuli in onore delle ricorrenze del 50° del terremoto. E non si parla solo di strada, ma si sento, ed è sempre più frequente, il tam tam di gare importanti a livello gravel, e vorrei capire se voi siete interessati e come eventualmente vi inserite in questi discorsi. Allora guarda, il discorso del Giro d'Italia sicuramente come spettatori saremo presenti e cercheremo di far vedere quantomeno con qualche scritta, come si usa a fare nel Giro d'Italia, la presenza della Bernardia Trail. Ne stavamo parlando giusto settimana scorsa durante una riunione del direttivo, anche perché passa proprio tocca il confine di Nimis e quindi tocca i confini della Bernardia Trail Area, perché poi appunto Tarcento, Nimis, insomma, tocca i confini della Bernardia Trail Area. E per quanto riguarda il discorso gare, è un argomento a cui ci piacerebbe ritornare ad affacciarci, perché già negli anni nel decennio precedente, nel 2015-2019, abbiamo partecipato all'organizzazione della Mata Down con Paolo Dreossi, Olimpiadi, con Paolo con il Macete Team, Medves, eccetera eccetera, e ci piacerebbe ritornare in quell'ambito, anche se lo vogliamo fare in maniera oculata, in maniera insomma non deve essere un ritorno così solo tanto per fare, deve essere, e quindi stiamo aspettando il momento giusto per poter fare qualcosa. In realtà in cantiere per il 2026 abbiamo un altro progetto che stiamo adesso valutando insieme alla comunità di montagna, se riusciamo a mettere in pratica, se riusciamo a mandare in porto questo progetto, e che se riusciamo a mandare in porto sarai subito avvisato, perché sarà un evento molto importante e molto interessante. Purtroppo non è una cosa facilissima a cui arrivare, però ci stiamo provando, non dico altro perché non voglio non voglio poi creare false aspettative. Però aspetto che venga ufficializzato, anche sicuramente lo saprai in ogni caso, sia che si faccia sia che non si faccia, te lo dirò, perché molto bene. È un nostro progetto da parecchi anni. Però so che se fate le cose le fate bene, e quindi quantomeno cerchiamo di farle bene. Max, grazie per il tempo che ci ha dedicato, in bocca al lupo ovviamente per l'iniziativa di sabato nel weekend e in generale per tutte le iniziative della Maglia Nera, e a risentirci. Crepi il lupo.
Ti ringrazio sempre per la chiacchierata, e io invito tutti quanti i tuoi ascoltatori, anche solo per curiosità, a venire a vedere cosa facciamo sabato. Amici, abbiamo terminato. Un saluto agli ascoltatori di Radio Spazio e anche agli internauti di radiospazio.it. Per chi ci segue su Spotify, il consiglio è di attivare la campanellina sulla app in modo da essere sempre avvisati quando andiamo in onda, e se vi va, dateci anche qualche stellina a conferma del vostro gradimento per questo podcast. Ve ne sono grato io e tutta la redazione di Radio Spazio. Ci risentiamo alla prossima puntata di Friul Bike. Da Francesco Tonizzo, ciao a tutti. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. Pedala, macina chilometri di strada. Pedala, l'hai voluta tu la bicicletta. Pedala, più in fretta. Pedala, più in fretta. Friul Bike, il ciclismo friulano in libertà. Ascolta Radio Spazio anche in streaming sul sito www.radiospazio103.it e scarica le trasmissioni in podcast. Più in fretta.